affitti delle case Ater, continua la mobilitazione degli inquilini a Treviso, assemblea pubblica all'aperto organizzata dalla CGIL con gli affittuari, nostra diretta. Giallo a San Biagio, fuoco nella notte l'auto del titolare dell'albergo Olmi e la vettura di un inquilino, prima dei forti rumori, poi le fiamme, si segue la pista dolosa. A Ponzano Veneto 3 anziani scippati in meno di una settimana, preoccupazione tra gli abitanti, il sindaco chiede più controlli alle forze dell'ordine in attesa di potenziare la videosorveglianza. Sono 2 conviventi di Casale sul Sile i primi contagiati nella Marca dal virus West Nile di questa stagione, ricoverati a Padova non sono gravi, il comune proseguono le disinfestazioni programmate. Giancarlo Gentilini sabato prossimo compirà 90 anni, il bilancio dello sceriffo di Treviso, stare tra la gente, il mio elisir di lunga vita. Al cinema, nei quartieri alla Chiesa Votiva, il film di Germi proiettato con una delle ultime macchine a carbone. I trevigiani si rivedono in vizi e virtù di signore e signori. Sposi da record a Varago sono Ida e Valentino che oggi hanno festeggiato i 60 anni di matrimonio, nozze di diamante ricordando il sì pronunciato alle 6 del mattino per nascondere la gravidanza. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. L'avete sentito dai titoli: nuova legge regionale sull'edilizia popolare, caro affitti degli inquilini delle case Ater. Continua la mobilitazione, è in corso a Treviso l'assemblea pubblica organizzata dal sindacato dei pensionati della CGIL e dal Sunia con gli affittuari. Colleghiamoci quindi in diretta con i nostri inviati Giampiero De Luca e Nicola Marcato. Buonasera. Buonasera dal quartiere San Paolo di Treviso. Come vedete alle mie spalle c'è il Biscione, una storica palazzina della città trevigiana, e qui assieme a me abbiamo il segretario della CGIL Mauro Visentin, la signora Gina che dopo ci spiegherà che cosa sta succedendo, e Alessandra Gava del Sunia. Partiamo dalla signora Gina. Lei, signora, è una decana di questo quartiere, sì. È entrata tanti anni fa, stiamo parlando di quasi 46 anni fa, e quando entrò lei pagava 13.000 lire. Sì, esatto. Nel 1973 siamo entrati io e i miei genitori, poi logicamente loro per l'età che avevano sono morti. Comunque man mano che passavano gli anni mi sono ritrovata a dover pagare 145 euro. Adesso dal 5 di luglio con la nuova legge regionale numero 39 mi è arrivata una raccomandata con la bella cifra di 453 euro. Come pensionata non so come farò. Chiedo ai loro signori dell'Ater o della regione di rivedere certi parametri in modo che i pensionati possano essere accontentati, insomma, e tranquilli. Grazie. Segretario, com'è possibile dalle vecchie 13.000 lire arrivare a 453 euro al mese per una persona che è anziana e che ce la fa? Sì, questo non l'abbiamo ancora capito per l'esattezza, perché non si è ancora scoperto qual è l'algoritmo fantomatico che ha fatto il calcolo per rivedere gli affitti e chi ha diritto e chi non ha diritto agli alloggi. Noi abbiamo raccolto in questi giorni diverse segnalazioni, diverse istanze da parte dei cittadini, da parte di abitanti degli alloggi popolari, alla quale noi abbiamo provato a dare una risposta. Abbiamo convocato questa assemblea che è finita qualche minuto fa proprio per capire e per con loro provare a fornire anche qualche tipo di soluzione. Ovviamente ci sono delle storture che devono essere in qualche maniera sistemate e noi pensiamo che la Regione debba provare a farlo e a farlo anche in fretta. Il suggerimento: provate magari prima di andare in ferie, se no posticipate di qualche giorno la partenza e risolvete il problema a questi cittadini. Alessandra, trasparenza e legalità. Ci sono anche furbetti che sono
sono in casa e non dovrebbero esserci. Assolutamente sì, negli anni scorsi non sono stati fatti controlli adeguati, oppure la legge permetteva alle persone naturalmente di dichiarare soltanto il reddito e naturalmente a volte oltre al reddito dichiarato ci sono altri redditi oppure altre proprietà, quindi è evidente che ci siano delle persone che non hanno degli ISEE così alti da non dover essere più nella casa popolare, però io mi sento anche di dire, perché sono stata avvicinata da molti pensionati che dicono: ma come, io ho lavorato una vita, ho avuto il TFR, io adesso mi sento quasi in colpa, no? Perché ho messo via questi soldini, fino all'anno scorso non mi veniva richiesto l'ISEE e adesso sì, quindi cosa succede? Naturalmente non sono questi i furbetti di cui noi parliamo, sono delle persone che hanno cercato di occultare degli introiti, delle entrate, e che hanno negli anni fatto ad esempio delle separazioni fittizie o hanno spostato la residenza quando non era così, quindi questi dobbiamo colpire, non il pensionato e non la persona appunto che si sente veramente sola di fronte a questa notizia ferale di un triplicamento dell'affitto. L'assemblea pubblica è terminata da poco, restituisco la linea a voi studio. Grazie ai nostri inviati nel quartiere di San Paolo a Treviso, Giampiero De Luca e Nicola Marcato. Noi proseguiamo con la cronaca perché c'è stato un gravissimo incidente stradale questa mattina a Rustignè di Oderzo intorno alle 7:20 lungo la provinciale 51 all'altezza del distributore Energica. Una moto che procedeva in direzione Oderzo ha urtato contro una vettura che, uscita dalla stazione di servizio, si stava immettendo sulla provinciale. L'impatto è stato molto violento, il motociclista, 45 anni, di Silea, militare dell'esercito, è stato sbalzato di sella finendo sull'asfalto, subito soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Treviso dove è ricoverato in gravi condizioni. Sul posto la polizia stradale di Vittorio Veneto. Ed una 60enne di Villorba è rimasta ferita questa mattina in un incidente accaduto nel Bellunese all'interno della Galleria Listolade sulla 203 a Gordina tra Taibone e Cencenighe. La donna viaggiava su una Fiat 500 che si è scontrata contro un'altra vettura guidata da un 22enne a Gordino. Lo schianto, vedete le immagini, è stato molto violento. La trevigiana ha riportato ferite giudicate guaribili in 30 giorni, frattura dello sterno per il giovane a Gordino. Secondo la ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, l'incidente sarebbe stato provocato da una distrazione o da un colpo di sonno della donna. 2 auto hanno preso fuoco la scorsa notte nel parcheggio dell'albergo Olmi a San Biagio di Callalta. Una delle due è del titolare della struttura. Indagano i carabinieri che non escludono la pista del dolo. È giallo a San Biagio di Callalta, dove la notte scorsa nel parcheggio dell'albergo Olmi di via Primo Maggio 2 auto sono state distrutte da un incendio. L'allarme lo hanno lanciato i residenti delle abitazioni accanto alla struttura, avvisando immediatamente i vigili del fuoco giunti sul posto con 2 autobotti. Per domare le fiamme ci sono volute diverse ore e fortunatamente non hanno coinvolto altre autovetture che sostavano nel parcheggio dietro l'hotel. Il grosso boato è stato udito anche a molta distanza dal luogo dello scoppio. Tanta paura invece da parte dei condomini dei palazzi che sorgono vicino all'albergo, che appena viste le fiamme si sono precipitati a spostare le auto per pericolo che fossero danneggiate. Ho sentito un gran botto e ho chiamato i carabinieri pensando o la banca o la posta. Ho avuto paura? Io ho sempre paura perché qui ne succedono di tutti i colori, ma io sono abituata, chiamo il 112 e dico succede così, poi valutano loro. Ignote le cause delle fiamme, una delle 2 macchine è di proprietà del titolare dell'albergo. Indagano i carabinieri della stazione di San Biagio di Callalta. Tutte le ipotesi sono al vaglio dei militari che non escludono la pista del dolo. Attimi di paura oggi pomeriggio lungo l'autostrada 27 per un incendio che ha completamente distrutto un camion fermo sulla corsia d'emergenza nel tratto tra Treviso Nord e Conegliano, poco distante dal ponte sul fiume Piave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso che hanno spento le fiamme. Fortunatamente il conducente è riuscito ad uscire dall'abitacolo prima che l'incendio divorasse il mezzo. La densa colonna di fumo nero visibile
a chilometri di distanza ha allarmato automobilisti e residenti con decine di chiamate alla centrale dei Vigili del Fuoco. Ed ora andiamo a Ponzano con 3 scippi in meno di una settimana che stanno spaventando gli abitanti, soprattutto gli anziani. Sentiamo. A Ponzano Veneto sicuramente non si potrà parlare di comuni a rischio criminalità, ma 3 scippi nel giro di una settimana hanno cominciato a destare qualche sospetto tra carabinieri e polizia locale, tanto che il primo cittadino della comunità, Antonello Baseggio, chiede ai suoi abitanti di prestare molta attenzione e di non poggiare le borse nei cestelli delle biciclette. Ricapitoliamo cosa è accaduto. Durante la settimana 3 persone anziane sono state vittime di altrettanti scippi alle proprie borse, tutti in bici come il ladro, dalle testimonianze raccolte dai militari. Un uomo si avvicinerebbe ai suoi obiettivi per portare via borse ed altri oggetti. Secondo i carabinieri lo scippatore dovrebbe essere una persona giovane che di solito colpisce anziani e le zone scelte sarebbero quasi tutte isolate e vicino a strade di campagna, così da far perdere le tracce. È sempre la stessa mano che agisce? Sì, sono venuti nei passati giorni 3 episodi a Castagnoli, mi è stato riferito, noi ne abbiamo avuti 3, tra l'altro uno a Merlengo, uno a Paderno e uno a Ponzano, ce ne sono stati altri verso Santabona a Treviso, stando alle forze dell'ordine sicuramente una persona che abita in questa zona e quindi ahimè credo che finché non verrà preso potranno riaccadere, quindi bisogna stare molto attenti ed allerta. Il sindaco preoccupato ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, aspettando altre telecamere di videosorveglianza che saranno installate nei prossimi mesi, ma intanto è caccia all'uomo. Su questa via hanno fatto uno degli scippi? Via Marconi, sì, probabilmente dallo SPA che si stava dirigendo verso l'abitazione qui, nella frazione di Ponzano, però ripeto non ho notizie perché non c'ero. Sì. Coltivava marijuana sul terrazzo di casa, denunciato dalla polizia, è l'esito di un'attività di controllo da parte della squadra mobile che appunto ha notato spuntare dal terrazzo di un condominio di periferia delle piante di marijuana e i poliziotti hanno rintracciato il proprietario dell'abitazione, un 50enne. Nella casa sono stati ritrovati 16 grammi di marijuana già essiccati, oltre alle piante sul terrazzo. L'uomo è stato denunciato. È tornato l'incubo West Nile, contagiata una coppia di Casale sul Sile, sono i primi in questa stagione estiva in provincia di Treviso. Primi 2 casi di West Nile nella Marca. Gli accertamenti sanitari hanno accertato il contagio di un uomo e una donna conviventi che abitano a Casale sul Sile. Le condizioni dei 2 non sono fortunatamente gravi. Quel che è certo è che si ripresenta il timore per un virus che lo scorso anno provocò in Veneto centinaia di contagi e diverse vittime. Quello dei 2 conviventi è il primo caso di contagio della stagione estiva 2019 in provincia di Treviso. Finora altri contagi si sono verificati nel Padovano. Massima attenzione quindi per le zanzare che trasmettono il virus attraverso le punture. Come da indicazioni dell'ULSS procedono nei comuni le disinfestazioni. Nel caso specifico a Casale continua la distribuzione delle pastiglie antilarvali e la disinfestazione. Non si sa dove i 2 abbiano contratto la malattia, visto che erano da poco rientrati da un viaggio. L'ex sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini compie 90 anni, siamo andati a fare gli auguri allo sceriffo, vediamo. Tanti auguri signor sindaco. Grazie, allora, grazie. Come si fa ad arrivare a 90 anni? No, facendo una vita a posto secondo i principi che mi hanno trasmesso i genitori, i padri, i nonni. Essere sempre in mezzo alla gente, avere le mani pulite, seguire il Vangelo secondo Gentilini, Dio, patria e famiglia. Qual è l'elisir di lunga vita? Perché io sono sempre in mezzo al mio popolo come 18 anni fa e la gente mi dà delle iniezioni di gioventù, perché mi dice, signor sindaco, sentiamo la sua mancanza.
Lei ci ha dato veramente tanto da lavorare in tutti questi anni. Qual è quella cosa per cui è più orgoglioso e quella cosa invece che tornando indietro non rifarebbe? No, sono orgoglioso di aver cambiato il traffico della città di Treviso. Credo che il PUT sia stata una scelta epocale, quella cosa che non farei più, quella idiosincrasia nei confronti dei culattoni, io dico, ecco, dei gay. Forse ho cantato fuori del coro. Da Vecchio Alpino, qual è il Boccia? C'è chi dice che è la Tocchetto il suo Boccia. No, la Tocchetto è una ragazza radicata sul territorio e ho detto l'avrei voluta nella mia lista, ma mi fermo là perché è inquinata da teorie che io ho sempre combattuto e quindi non potrà mai essere una mia erede. Boccia. Ma allora il Boccia dell'Alpino Gentilini chi è? Il Boccia di Mario Conte. E buon compleanno Gentilini. Grazie cittadini per tutto l'affetto che mi dimostrate e io cercherò di essere vicino a voi come lo sono sempre stato. Vi amo tutti quanti. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, linea alla regia. A tra poco. Eccoci nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. Proiezione unica e suggestiva, quella di ieri sera nel piazzale dell'Oratorio della Chiesa Votiva, nell'ambito della rassegna Cinema nei quartieri. Un gruppo di appassionati ha riacceso una delle ultime macchine da proiezione a carbone per rivedere la pellicola simbolo della trevigianità. Signore e signori. Note inconfondibili accompagnate da un altrettanto inconfondibile ticchettio. Signore e signori, in una delle 3 uniche copie senza tagli proiettata da una delle ultime macchine da proiezione a carboni. Un evento unico per complessità, sia per aver ottenuto le pizze, si chiamavano così le bobine dei film prima del digitale, dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, sia per aver riassemblato e fatto funzionare all'aperto la Victoria, macchina dello storico cinema parrocchiale dell'Aurora. E in tanti hanno voluto partecipare a questo che più che un evento è stato un rito collettivo. Ma vi portate? Sì, c'è tanta gente. Meglio o peggio di adesso? Meglio. Meglio. Perché? Perché eravamo giovani e avevamo un altro spirito. Allora ci si parlava, ci si incontrava e ci si scontrava. Adesso invece ci si annulla e ci si nasconde. Quella a Treviso no, non l'abbiamo vista. Quindi se ne dove? Infatti, e vedere com'è. Mi aspetto di vivere una serata con la gente che ha il piacere di stare assieme e mi aspetto che anche chi non l'ha visto possa fare una riflessione, di vedere dove siamo partiti, dove Treviso è arrivato. Poi l'emozione di rivedere, e per qualcuno di vedere per la prima volta, luoghi di quella Treviso, e tra questi anche il sindaco. Nel 65 non c'ero quando è stato proiettato, però è stata un'emozione davvero forte, perché poi rivedere la città come era 50 anni fa è veramente incredibile. Meglio o peggio rispetto a quella di oggi? Ma credo che ci siano molte similitudini. Il Nouveau Combatter è una caratteristica di molti, non mia francamente, però credo che ci siano delle caratteristiche proprio del DNA dei trevigiani che poi è anche bello rivedere in queste pellicole. Un evento per i cinefili, con le scene tagliate sia dalla produzione che dalla censura, visto che all'uscita, signore e signori, era stato vietato ai minori anche per queste immagini delle spogliarelliste. Sorrisi. Qualche commento incredulo per angoli di città profondamente cambiati, fino alla scena cult. Torna a casa! Fallo per me! Infine l'applauso e gli immancabili commenti a fine proiezione. Allora la sensazione? Stupendo, meraviglioso. Siamo sempre noi? Siamo solo noi.
Sposi da record a Varago sono Ida e Valentino, che oggi hanno festeggiato i 60 anni di matrimonio, nozze di diamante, ricordando il sì pronunciato alle 6 del mattino. Sentiamo perché. Ero incinta, eventualmente una volta era una cosa che non si poteva fare per sposarsi alle 11. Allora per non far sapere alla gente alle 6 di mattina, senza campane, senza niente. Niente campane, né abito bianco, fiori e bomboniere, nemmeno gli amici a fare da testimoni. Un matrimonio in sordina, quello di Ida e Valentino, che si sono sposati all'alba del 1 agosto 1959. La gravidanza prima delle nozze era una vergogna allora, e così l'unica concessione del parroco fu una cerimonia minimal, come si direbbe oggi, alle 6 del mattino. 60 anni sono passati e nel giorno delle nozze di diamante il ricordo di quel 1 agosto è vivo come se fosse ieri. I direttori sono andati a bere qualcosa e noi abbiamo preso l'unica cosa che dovevo prendere, la corriera, andare a Treviso, prendere il treno e andare a Venezia per il migliaio di nozze. E siamo stati a Venezia e abbiamo mangiato una cosa buona, pane e salame come quello che avevo a casa. E così è iniziata la lunga storia d'amore di Ida Scandiuzzi, classe 1940, e Valentino Dariol del 38 di San Giacomo. Una vita insieme tra gioie ma anche difficoltà e tanto lavoro per entrambi. Lavoro tanto e tribolazione per avere ritornati, di parte ero sempre sola perché lui era sempre fuori per lavoro, tornava ogni 15 giorni, dopo aver fatto i lavori, avevo un pezzo di terra dove lavorare anche a quella, la terra davanti alla baracca, era così una volta. È sempre andata bene, è mancato un po' tutto, perché io ero sempre fuori per lavoro, venivo a casa, l'Italia l'ho girata tutta, sono arrivato fino a Nuoro, basta. Un matrimonio coronato dalla gioia della nascita di 5 figli. Poi non c'era la TV, quindi una maniera bisognava perdere tempo. Veramente, non c'era proprio la TV una volta. Non c'era TV, non c'era lavatrice, non c'era niente. Oggi la festa assieme a figli e nipoti per un traguardo che al giorno d'oggi pochi sposi riescono a raggiungere. Ed ora la pagina dedicata alle notizie dalla provincia di Belluno. Il maltempo di ieri in primo piano, perché è bastato un temporale per fare ripiombare nell'incubo la frazione di Schiucaz dal Pago. Acqua e melma hanno invaso il paese e oggi è stata una giornata di pulizie. Non è più finita. No, qua ogni giorno c'è sempre qualcosa di nuovo e non trovano una soluzione definitiva al problema. Mi dici che cosa è successo l'altro pomeriggio? L'altro pomeriggio con la pioggia si è riempito tutto il paese di fango, anche il canale, e qua rischiamo di essere sommersi anche dall'acqua oltre che la frana. È scesa di qua dalla strada, sul gradino, il primo gradino qua su, in alto, qua, giù, fino in fondo. Ecco, è arrivata tutto questo terriccio. È bastata una pioggia l'altro pomeriggio per fare ripiombare la frazione di Schiucazza in un incubo, in una situazione che sembra non avere fine, perché la pioggia ha scaricato dal versante in tutto il paese fango, melma, che hanno nuovamente invaso anche per esempio questa attività commerciale. Avevamo appena pulito, appena sistemato anche gli altri, abbiamo pulito le strade e tutto. È tutto come prima e non si riesce ad andare avanti così. Signora, di nuovo con l'idropulitrice in mano, abbiamo visto il fango. Purtroppo sapevamo che succedeva così, perché naturalmente con questa pioggia forte è stato veramente un incubo, perché ce l'abbiamo dovuto andare via così, almeno ci hanno salvato le case, ecco. Devono trovare una soluzione subito, perché non può che ogni pioggia che venga succeda sempre questo casino qua. Avete quantificato i danni? No, ancora no, però ce ne sono, e anche soprattutto tra gli spostamenti da un magazzino all'altro, e nessuno ci sta aiutando.
E la Regione del Veneto ha prolungato l'allerta gialla per il maltempo con temporali che potrebbero essere anche di forte intensità per tutta la giornata di domani, venerdì. Ed intanto primi rimborsi per i danni causati dalla tempesta Vaia a Feltre. Nelle prossime settimane saranno 170 i cittadini per i quali il commissario regionale ha autorizzato l'erogazione di un contributo nella misura massima di 5.000 euro quale primo sostegno per i danni subiti a fine ottobre. Nelle casse del comune di Feltre sono arrivati per questo scopo 400.000 euro, importo di gran lunga più alto tra tutti i comuni della provincia di Belluno, a testimonianza dell'entità dei danni subiti dalla comunità. I cittadini riceveranno l'accredito in banca e non dovranno recarsi agli uffici comunali. La cronaca ora dal bellunese, perché un albanese di 26 anni residente in città Belluno è stato espulso con decreto firmato dal ministro Salvini perché ritenuto una minaccia per la sicurezza dello Stato. Le indagini hanno appurato che l'uomo è risultato vicino ad organizzazioni terroristiche di matrice islamica. Risiedeva a Belluno città assieme alla famiglia il 26enne albanese accompagnato alla frontiera di Milano Malpensa in esecuzione al decreto di espulsione firmato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Poliziotti della questura di Belluno e carabinieri del comando provinciale l'hanno accompagnato e scortato in volo fino a Tirana martedì sera al termine di una complessa attività di indagine. Nel decreto di espulsione il divieto di entrare in Italia e nei territori degli Stati membri dell'Unione Europea per un periodo di 15 anni. Una minaccia per la sicurezza dello Stato la presenza del 26enne ritenuto vicino a organizzazioni terroristiche di matrice islamica. Un lungo lavoro quello degli inquirenti. A lungo sottoposto all'attività investigativa dei carabinieri del ROS di Padova, il nome del 26enne era finito nell'operazione Borak del 2014, volta a individuare la presenza nel territorio nazionale di presunti foreign fighters. E infatti le indagini hanno appurato che lo straniero in questi anni ha mantenuto costanti contatti con noti combattenti di origine islamica partiti dall'Italia per raggiungere la Siria. Lui stesso lo scorso gennaio aveva tentato di raggiungere i territori siriani per combattere nelle fila dei miliziani dell'ISIS, ma il suo tentativo venne stoppato dalle autorità bulgare mentre in auto cercava di passare il confine con la Romania. E così il dietrofront lo riportò a Belluno da alcuni dei suoi familiari. Sempre lo scorso gennaio, a Venezia, nei pressi dell'ex consolato onorario di Turchia, il 26enne venne controllato perché in stato confusionale pronunciava frasi a favore dell'Islam e dei suoi martiri. Pericoloso e imprevedibile, con costumi di vita disordinati, dicono gli inquirenti che lo tenevano d'occhio a Belluno. Fra le sue esternazioni, molte frasi ingiuriose nei confronti di politici italiani. È tutto per questa edizione, vi ricordo tra pochissimo torna 20:10, bollette come difendersi, il tema della puntata di oggi. In studio Walter Rigobon, presidente veneto di Adiconsum, e Boris Caldart, AD di Geo Nord-Est. È tutto, vi lascio come sempre al meteo con le previsioni del tempo, arrivederci. Bardin Garden Store. Lo Zoo Garden di Treviso vi aspetta tutti i giorni, compresa la domenica, a Lancenigo di Villorba. Benvenuti al meteo. Un impulso instabile mina l'anticiclone delle Azzorre e la giornata di venerdì 2 agosto vedrà infatti un tempo decisamente variabile. Nel dettaglio sul Veneto avremo condizioni di tempo spiccatamente instabile, con acquazzoni sparsi possibili un po' su tutte le province, alternati tuttavia a pause anche asciutte e localmente più soleggiate. Migliorerà ovunque entro la nottata. Temperature in lievissimo calo con minime tra 18 e 23 gradi, valori massimi compresi invece tra 26 e 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove fin dal mattino avremo piogge sui monti, più asciutto invece sulle aree costiere. Col passare delle ore però avremo temporali un po' dappertutto. Temperature minime tra 19 e 23 gradi, massime lievemente più fresche tra 27 e 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà pressoché identica, con instabilità diffusa e con precipitazioni ovunque, anche di moderata intensità. Temperature pressoché invariate, minime tra 18 e 19 gradi, massime tra 29 e 30 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.
Bardin Garden Store. Lo Zoo Garden di Treviso vi aspetta tutti i giorni, compresa la domenica, a Lancenigo di Villorba.